Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, siamo ritornati come promesso in questa modalità divertente di giocare a scacchi. Questa volta, come vi avevamo già preannunciato, invertiremo i ruoli e qui prevedo le grandi e vere tragedie. Ma non lo so, non lo so. Sono molto curioso di vedere cosa succede. A questo punto io ti invierò il link della partita, tu sarai la mente, ovvero avrai facoltà di decidere che tipo di pezzo dovrò muovere. Io dovrò decidere quale pezzo della tipologia che tu mi indichi e dove metterlo. Quindi speriamo diciamo, di combinare le nostre idee, perché come dico, non è una questione che magari uno fa le cose giuste e uno fa le cose sbagliate, è una questione che entrambi fanno le cose giuste, ma sono due piani diversi, no? Che non hanno nulla a che vedere. Quindi cerchiamo di intuire i nostri pensieri. Ora provo a sfidare un avversario casuale e quindi potrebbe venire fuori qualunque punteggio. Speriamo che sia una partita competitiva, non dipende da noi, dipende dalla fortuna e speriamo che non sia troppo competitiva perché sennò abbiamo già perso di tempo. Ora sto lanciando la sfida, vediamo chi accetta. Ok, Per ora nessuno sta accettando. Ehm, ok, probabilmente ci sono giocatori connessi da tutto il mondo, però bisogna aspettare che qualcuno accetti la sfida con le caratteristiche indicate, no? Perché già che ci sono certo. problemi di tempo normalmente, se giochiamo senza incremento, che è meno popolare, e stiamo facendo Sì. velocemente, probabilmente l'esito è ancora più imbarazzante. Ok, ora ho il nero. Ora dimmi cavallo F3, dimmi il pezzo. Cavallo. Ok, cavallo, ok. Mosso, siamo salvi. Ora ti mando il link. Ok. Non ho ancora visto non ho nemmeno ancora visto l'elo dell'avversario. Ok, ti ho appena passato il link. Dimmi se lo vedi. Perfetto, adesso clicco e dovrò vedere la Ok, cavallo partita. F3, cavallo F6, D4. Vedi la posizione? Ok, si sta aprendo adesso e pedone. Ok, adesso non so se ok, magari ti faccio uno scherzetto. Sì, Dopo sì. impianti che non ti sono familiari, perché tu probabilmente ti aspetti di 5, e perché sei più familiare, però così è più divertente, no? Perché così può succedere. Ok, ok, ok. Allora direi alfiere. Sì, perché di solito non fai il fianchetto, di solito fai la semislava, no? Esatto, esatto. Però Il così c'è il fianchetto mi sta un rischio che po' sulle magari stiamo balle, ma... ripetendo la teoria per 20 mosse, quindi è uguale, no? Giocare a questo gioco così. Così facciamo un'apertura che magari conosco meno, no? Così già dobbiamo pensare e fare pasticci fin Certo. Allora, niente, re. 3. Ok, no, non sarà F8. Ok, a questo punto, ok. Siamo... Ok, pedone. Ok, ora sì. Ok. Non stai vedendo, penso che non stai vedendo le mie frecce, no? No. Perché non hai accesso alla mia scacchiera, ma al link, ok, ottimo. Ok. Vediamo se mi fai fare la mossa che vorrei fare. Eh, io direi così a naso cavallo. Ok? Era questa? Sì, era questa, però Meno male. non è detto che sia una cosa buona, non è, è la mossa che volevo fare io, poi magari può essere una sciocchezza, però per Ok, ora sono contento perché... Ok. ok. Ehm,
Proviamo allora un pedone. Che non so se era la mossa che anche tu pensavi. Pensavo onestamente C6, però è più o meno uguale, credo. Alfiere. Ok, suppongo che non fosse nessuna delle altre mosse perché ok, a questo punto A questo punto pedone. ok. C'è una bellissima partita, penso, della Hu Ifan che ha giocato con un sistema simile dove sacrifica la regina, però ok, solo non ha ok, non ha nulla a che vedere con questa partita. Ok. Mm, Andiamo. proviamo a giocare una torre. Ok. Poi ok. Suppongo che volevi giocare. Guarda qui. Ok. Ora è il tuo turno. Ok. Non penso che quell'inchiodatura sia particolarmente terribile. Se ti dicessi pedone, Vincessi pedone, penso quale pedone avevi in mente. No, ma anch'io volevo muovere un pedone, però ancora non sapevo quale. Che abbiamo tante mosse interessanti. Premo, ok. E5, H6, A6, C5 è possibile, però non è molto C5, non si combina bene con E6, ma facciamo H6 che male non deve essere. A questo punto cavallo. Cavallo. Penso di aver capito cosa vuoi. Uh, penso che voglia spingere F4, che quando fanno queste mosse è per spingere F4 o F3. In questi casi credo sia comunque... Io intuirò dai tuoi sorrisi se c'è un colpo tattico o No, no, però hai no, visto che... no, stavo pensando che prima stavo mettendo la freccia sempre perché sapevo più o meno cosa fare, ora non so bene cosa fare, quindi non sto mettendo frecce perché sto mettendo un po' di frecce a caso tra alcune idee Sì, sì, sì. probabilmente saranno 50 secondi, dimmi Ok, non qualcosa, ho alcuna qualunque idea, cosa. quindi ti dico donna, totalmente a caso. Ok? Puoi visualizzare il tempo, no? Sì, 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 46 secondi, conto 4 minuti e Ok. 46. Alfiere. Ok. Ok. A questo punto mi piace l'idea di un pedone. Quale? Ok, non so se era questa. Ok, Sempre pedone. Ok, cazzarola, 28 secondi. Completamente a caso, re.
26 secondi. Per fortuna che c'è l'incremento, no? Madonna. Pedone? Non so se hai intuito che abbiamo poco tempo e sta facendo mosse come torre C1 per passare. Esatto, esatto. Az. Az. E se provassi a dirti torre? Ok. Ok, pedone? Non so se è buono. Cavallo. Cavallo di nuovo. Magnifico. Cavallo. Pedone. Come la vedi, Andrea? Come sta andando secondo te? Eh, Pedone. non so quale volevi. Avrei fatto l'altro. Torre. Non lo so. Ok, alfiere? Alfiere. Alfiere? No, c'era qualcosa di interessante? No, 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 non ho sentito, non ho sentito. No, va Ok, benissimo. Era quella che volevo fare io di fatto. ok, ok, No, 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 è che non si può muovere, no? Se non... ok, donna? Ah, ok. Pensavo a qualcosa di più semplice per risolvere. Pedone? Ah, per fortuna che non mi fai sacrificare adesso senza voler. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Allora c'è... Pedone. Magnifico! Abbiamo costruito una bella batteria, no? Volontariamente, però... Pedone. Alfiere. Ok. Ah, perché sto mettendo freccia? Se provassimo a fare tipo re. Ah. Ok. Ok, alfiere. No! No! No, che cosa Guarda c'era qui? che- vabbè, no, non succede nulla. No, aiuto. Eh, Cazzarola, c'era qualcosa. Donna, non lo so, ho detto subito la prima che mi è venuta in mente. Eh, Pedone. Pedone? No, cazzarola! Ok. Aiuto, torre. Beh, sì. Mamma mia, l'ho disfatta. Non è detto. Ride bene chi ride ultimo. Pedone? Pedone? Ah, ok. Sempre pedone. Pedone? Ok. Ok. Norco, Giuda.
Vedo niente, pedone. 7 secondi. 3, Torre. 2, 1. No, dai, sei detto torre. Abbiamo perso. Ok, avevo detto torre, ma penso che sia stata completamente a caso. Magari possiamo vedere l'analisi. Sì, sì, ecco, perché a un certo punto ti avevo detto tipo pedone e probabilmente c'era qualcosa molto di più quando c'era la batteria di Alfiere Donna. Ok, non so come se posso condividere lo schermo oppure aspetta, per vedere insieme l'analisi. Ok, se mi dici tipo a che numero di mossa sei, riesco a seguirti. Ok, allora sono alla mossa 2, G6, alfiere F4, alfiere G6. Questo è un sistema di Londra e questo è uno dei miei sistemi preferiti con il doppio fianchetto. Io qua, dopo cavallo di 2, ecco di solito qua alla mossa 9 il piano migliore è giocare donna E8 per spingere in E5 e poi fare un assalto di pedoni nell'ala di re in stile stindiano, magari si può fare cavallo E4, F5, e molto interessante. Io ho giocato e qua hai detto pedoni, ho fatto E6 a 3, qua hai detto torre 8, che in quest'ottica meglio giocare donna E7, sai perché donna Certo, E7? Perché poi il piano sarà E5, cavallo E4, F5, anche G5, H5, la torre è molto utile sulla colonna. certo, certo, Poi certo. è che avrei una partita di Caruana bellissima che mi piacerebbe far vedere, dove ha giocato questo piano contro Ivanchuk, battendolo al torneo di Reggio Emilia. E dopo torre E8, ora questo piano un pochino meno forte, ma alfiere G5, H6, comunque qua abbiamo la coppia degli alfieri, donna E7. Qua non so se forse potevamo tenere la coppia degli alfieri con D5 dopo alfiere F3 invece Ok, ok. che cambiarlo, però è una scelta qua. Poi dopo con E4 abbiamo preso spazio, ora H7, ora continuo ad andare veloce perché poi Sì, alla sì. fine sono scelte C5, D5, ecco qua io dopo cavallo D7, io pensavo di fare F5, cavallo E5, D3 per difendere il pedone in E4 prima, però lui ha fatto cavallo B3, no? Quindi possiamo fare cavallo E5 subito. F5 qua D per C, tu su D per C non ti piaceva, però è che su B per C, dopo lui ha la casa d'entrata in A5 con il cavallo, no? Può fare cavallo Ok, C6 e torre B7. giusto, Dopo giusto, D per C giusto. lui il pedone è passato, però non fa nulla perché è facilmente bloccabile, la di donna rimane chiusa, no? Quindi cioè, sempre bisogna ponderare i vantaggi, no? Normalmente il Giusto, pedone è passato è un giustissimo. vantaggio grandissimo, però in questo caso ritengo che mantenere chiusa l'ala di donna sia molto più importante che di fatto il Ok. pedone sia sfruttabile anche per il blocco che abbiamo nella colonna D, no? Dopo A4 mi hai detto torre G8, mi sembra molto interessante per far andare. Lui ha giocato A5, alfiere E5, molto buona. A per B, ecco qua, probabilmente donna di sé anche meglio. Volevo fare A per B per fare una mossa, ogni mossa tranquilla, no? È meglio. Ok, donna di 6, G3, per B donna di 2, H4, H1, H per, alfiere per, ecco qua in realtà anch'io dopo donna G2 pensavo alfiere per, no, io pensavo alfiere per H2, chiaro perché la torre era ancora F1, qua io pensavo alfiere per H2 per semplificare, poi non so se è la cosa migliore, Ok. dopo re non sapevo bene dove metterlo, e qua forse non so se magari adesso in questo momento il motore mi sta dicendo che c'era cavallo per E4, che è una cosa che non avevo minimamente visto dopo Re G7. Cavallo per Dopo Re E4 alla mossa 7, 34 mossa e cavallo 34. G4, Re G7, Da torre parte sua. G6, lui un attacco decisivo, ma okay, vabbè, no, pazienza, è una cosa che non posso vedere, è una cosa troppo difficile. No, forse dopo Re era meglio muovere il Re in H8, però in queste posizioni col pedone in vantaggio a me piace molto semplificare, perché è difficile resettarsi, no? Giocare per l'attacco e poi giocare
per semplificare per un finale, però a me piace molto questo tipo di gioco perché è senza rischi, no? Certo, Più pezzi ci sono in certo. gioco, più si rischia. È una questione di Re H6 è stato un errore, avrei dovuto mettere il Re in H8, si esponeva a questo sacrificio cavallo per E4 nascosto che non ho ancora capito perché è troppo difficile. Però okay, dopo donna G2, Re H6, torre G1, sì, qua cavallo F2 avrebbe vinto, ma anche a me era sfuggita all'inizio perché la torre è F1, no? E in poco tempo stiamo già pensando alla mossa ed è difficile, no? Resettare. Probabilmente se la torre fosse stata da sempre in G1 l'avremmo vista cavallo F2, no? Certo, certo. Così Cavallo avevamo poco tempo. F2. Quindi qua, a questo punto, sì, qua B5 forse lascia il pedone B6 in presa, forse era meglio tenerlo. Qua torre D6, cavallo Ok. B3. Dopo cavallo B3 io pensavo, non so se è buona, pensavo cavallo E5 per dare fastidio, oppure torre A8, no? Per torre A8 minaccia torre A2, provare a dargli fastidio, cavallo E5 con dei trucchi, però non so cos'è meglio. Qua dopo cavallo B3, G5, che lui ha preso in E5, io qua, tu hai fatto detto F4, io pensavo, hai detto pedone, io pensavo cavallo E5, poi non so se è buona, ma sempre perché, non so, con poco tempo un trucco, no? Cavallo E5 minaccia un trucco, ci può sempre cadere. F4 va bene, però lui avrebbe dovuto prendere, no? E qua eravamo inchiodati. E per Certo. F4 non so se è la posizione, alla mossa 40 siamo inchiodati. Sì, sì, No, chiaro. non l'ha fatta e qua penso che, ok, F per E3 va benissimo, qua purtroppo il tempo, no? Qua, non so, probabilmente mi aveva detto qualcosa e non l'ho sentito Ti avevo detto tipo torre, ma completamente a scorrere. caso, Forse, completamente... sì, forse devo fare forse E2 pensavo, però non lo so. Siamo qua dopo torre B1, E2 forse non è granché, non so, deve essere buona penso. O cavallo E5 sempre, anche le mosse dei torri, forse volevi fare torre A8, no? Che è interessantissima. Torre A8, interessante. Sì. Torre A8. A me piace E2, sto vedendo l'analisi del motore che dice E2, che è una mossa che dice con imprecisione, torre A8 dice che è buona, quindi hai visto meglio di me qua, torre A8. Ovviamente avevo già calcolato tutto. No, no, non lo so bene, no. No, però è divertente in queste cose, quando si sta perdendo il controllo così, no? Giocare. Sì, è veramente, veramente Abbiamo perso, ultime però ci siamo divertiti. le Vabbè, ultime mosse da quando, aspetta, da quando avevamo, dalla 24esima mossa in poi, da quando avevamo 22 secondi, sono state tutte abbastanza così di getto. esatto, esatto. Però è molto, molto carina anche questa partita Ecco, Andrea, e secondo me è un buon modo, anche se qualcuno ha qualche amico che condivide la passione degli scacchi, sicuramente si diverte molto giocando così. Andrea, ti ho fatto provare l'ebbrezza di perdere contro un 1600. Cosa si prova? Ah, ma nulla perché penso che No, è scherzo, scherzo. normale perché c'è chi dice non puoi mai perdere contro un giocatore con poco elo, ma in realtà si può sempre perdere con chiunque, cambiano solo, capita più di rado, però bisogna sempre tenerlo, qualsiasi partita si può perdere, quindi Certo. è anche un approccio pessimista, no? Perché è meglio essere pessimisti, no? Perché quando si è ottimista di solito uno si perde le mosse dell'avversario, meglio essere pessimisti e pensare sempre al peggio. Ci poteva stare, magari possiamo riprovare con lo stesso formato in futuro dove sono di nuovo il braccio e magari proviamo ad ottenere una rivincita. Dai, dai, chi lo sa, speriamo in bene. Va bene, a presto. A presto, grazie. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!